I primi anni del 2000, la nascita dei rudimentali social network e la diffusione delle reti wifi e dei dispositivi elettronici. Noventa Vicentina, Istituto Masotti, ma siamo nel 2096. E questo è l'escamotage narrativo ideato da una trentina di studenti per concorrere al progetto nazionale Legalità e Merito, rappresentando il Veneto. Un documentario storico con lo stile dei divulgatori scientifici più celebrati che a ritroso analizza la società di oggi. E poi la scuola, che è rimasta invariata fino ai nostri giorni. Oggi ci troviamo ad esplorare questo reperto che di recente è diventato un museo. Scopriamolo. Un museo ambientato in un futuro che tratta di vari temi che riguardano l'inclusione. Ci sono temi come la violenza, ma temi anche come la discriminazione delle fasce che di solito sono più colpite. In particolare ci sono i ragazzi disabili. Questa è la famosa lacrima rossa, unica nel suo genere e di provenienza ignota. Sulla legalità c'è in particolare il tema del rispetto. Questa immagine ci permette di addentrarci nella condizione dell'epoca, di compatire le emozioni delle vittime e di cercare di comprendere al meglio la loro situazione. Ed è stato bello sia la scrittura sia la realizzazione e la collaborazione che c'è stata con tutta la scuola. E credo che sia importante fare progetti come questo che non solo mettono al centro un tema come la legalità, ma fanno incontrare gli studenti all'interno della stessa scuola. Mi piacerebbe in un futuro diventare proprio una persona giusta, corretta, responsabile, proprio in linea con quello che è questo progetto. Per la cronaca, a vincere la quarta edizione è stata l'Umbria, ma in fondo essere stati selezionati tra i finalisti è stato ampiamente gratificante, anche perché Più che la vittoria l'importante è riflettere su questo tema e sul portare rispetto anche verso gli altri e le persone più deboli. È necessario quindi conoscere il processo che ci ha portato fino a qui, per non commettere gli stessi errori.